Lorenzo Damonte, autore del gol decisivo per la Liguria contro Malta. Ci avevi provato tante volte contro la Romania, alla fine ci sei riuscito contro Malta e visto il risultato di 1-0 è stato più importante farlo oggi. Sì, diciamo di sì, con la Romania ci ho provato più volte, è andata male. Oggi che forse contavo un goccio di più sono riuscito a buttarla dentro e sono molto contento sia per la squadra che per me, perché è un gol che mi fa piacere e mi dà carica. Ecco, la Liguria sta rappresentando benissimo l'Italia a questa UEFA Regions Cup, 6 punti in 2 partite, 6 gol fatti, 0 gol subiti. Lo sta facendo bene anche Rijeka a rappresentare la propria nazione nella Croazia. Avrete di fatto quella che è una finale, sarete costretti a vincere in virtù del gol fatto in più dalla Croazia. Cosa ti aspetti da questa partita e insomma dove può arrivare questa Liguria? No, questa Liguria può arrivare sicuramente in alto. Noi ci prepareremo per affrontare questa parità al meglio, come abbiamo affrontato la Romania e come abbiamo affrontato Malta. E dipende tutto da noi, appunto, perché ho saputo anche adesso che il risultato della Croazia, e adesso dipende tutto da noi. Speriamo di fare una buona partita, ma sono sicuro che ci impegneremo e daremo il massimo. È una domanda semplice, forse inflazionata, però la dedica del gol te la chiedo. La dedica del gol a mio padre, mia sorella, mia madre e mio nonno, che erano tutti a vedermi. Grazie, complimenti. Grazie a te, ciao.